Un patto della responsabilità. Il presidente veneto Luca Zaia lancia un accordo coi cittadini per il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria in vista delle riaperture. Oggi, dopo il summit delle regioni, c'è stato l'incontro col governo e il fronte più caldo è stato quello delle scuole in presenza al 100%, con i trasporti che rappresentano il vero nodo nevralgico. E uno dei punti nevralgici è quello dei trasporti, non direi della scuola, è dei trasporti. E dei trasporti perché? Perché non può passare l'idea, siccome qualcuno la vorrebbe far passare, che non ci siamo organizzati. No, qua non c'è un problema di organizzarsi, è impossibile trovare sul mercato tutti questi mezzi. Oggi il Veneto può contare su 2.400 pullman con 27.000 corse al giorno, ma la capienza degli autobus al 50% richiede di raddoppiare i mezzi. 500 bus privati sono già stati aggiunti, ma ne servirebbero altri 1.000. Questo è lo scenario: 50% di capienza degli autobus, 50% di didattica a distanza o didattica in presenza. Lo scenario nuovo cosa prevede? 50% di capienza degli autobus, quindi resta fermo il 50%, cioè metà capienza, 100% didattica in presenza. Qual è il fabbisogno nuovo? Più 1.000 autobus. Quindi dai 2.009 si dovrebbe andare ai 3.009. Capite che sul mercato non ci sono. Insomma, un problema che va affrontato e una delle soluzioni potrebbe essere rendere facoltativa la didattica in presenza. L'ipotesi di rendere facoltativa la partecipazione alla didattica in presenza, ovvero che in autonomia ogni studente, se maggiorenne, ogni genitore che avrà modo di decidere il proprio figlio, decide se attivare la didattica in presenza oppure no. Attenzione, questa è una via molto difficoltosa, però io ho l'obbligo di spiegare quali possono essere gli elementi di ragionamento, dopodiché si vedrà.